Un'interrogazione scritta è stata fatta da Luigi Danile, segretario provinciale della UIL, Federazione Poteri Locali, in tema di sicurezza sanitaria nei presidi ospedalieri in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus nella nostra provincia. La missiva è indirizzata ai vertici dell'ASP di Agrigento e per conoscenza al presidente della regione Nello Musumeci e all'assessore alla sanità Razza. Noi abbiamo ritenuto opportuno scrivere sia al direttore generale facente funzione dell'azienda sanitaria, alla direzione sanitaria della stessa azienda e a tutti gli organi che hanno responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria sul territorio provinciale e non solo, anche sui distretti sanitari di base. Tenete in considerazione che alla luce di quanto è successo a Sciacca abbiamo noi ritenuto opportuno chiedere cosa è successo all'azienda sanitaria in modo tale da eventualmente intervenire con i protocolli da attuare all'interno della stessa struttura e cosa nelle more stanno facendo. Ci siamo chiesti anche un'altra domanda ci siamo fatti e nella fattispecie è quella riferita al fatto che in alcuni reparti tipo in radiologia presso il San Giovanni di Dio, l'ospedale di Agrigento, ma ancora non sono stati consegnati i kit di tutela per quanto riguarda la garanzia della salute, non solo per quanto riguarda gli stessi operatori ma anche per tutelare soprattutto anche i pazienti che sono lì in radiologia. Altre questioni diventano spontanee all'interno dell'azienda, i lavoratori sono costretti in talune fattispecie a comprare con i propri mezzi le mascherine e i guanti per tutelarsi da questa situazione. Abbiamo ritenuto proprio anche scrivere al Presidente della Regione chiedendo una verifica su quello che stanno facendo presso l'azienda sanitaria provinciale. Altra questione che abbiamo sollecitato anche è relativa al potenziamento della rianimazione e della terapia intensiva ai fini di acquistare i respiratori e i ventilatori meccanici. È un obiettivo che il Presidente Musumeci ha messo in modo centrale, quindi riteniamo che si deve ottenere questo obiettivo come dice, con la massima urgenza e tempestività. Abbiamo noi chiesto anche così, un incontro con l'amministrazione per le vie brevi da questo punto di vista, però non abbiamo notizie in tal senso che ci siamo preoccupati, abbiamo ritenuto opportuno scrivere una nota. Stessa situazione l'avvertiamo anche per quanto riguarda il Comune di Agrigento, non solo in generale per tutti i lavoratori, ma anche poi nel particolare per la polizia locale che attualmente non dispone di nessuna tutela da questo punto di vista. Mi dicevano che vanno con mezzi appropriati, che mancano materialmente le mascherine, mancano gli strumenti necessari, al che è il nostro compito come organizzazione sindacale vigilare e segnalare all'autorità competente. Quindi di conseguenza riteniamo che la collaborazione che oggi devo dire da parte della cittadinanza è palese e si vede, deve anche essere vista all'interno delle amministrazioni, ci deve essere la massima trasparenza, cosa che a mio avviso non vediamo.